un'estemporanea di pittura organizzata qui dall'Accademia Belle Arti Michelangelo, proprio sotto la statua di Modugno inaugurata qualche giorno fa. Parliamo con una dei partecipanti, un'allieva, se ci dici ecco, cosa ti sta ispirando e cosa stai disegnando. Allora, io sto disegnando un panorama molto colorato e la sagoma di appunto Domenico Modugno è una delle sue celebri frasi: penso che un sogno così non ritorni mai più. E diciamo che questo grande artista mi sta ispirando. Come valuti questa iniziativa qui e cos'è il Allora, soggetto che ti ha ispirato? proprio perché mi è piaciuto venendo qui questa iniziativa, vedendola da lì sopra sto disegnando la veduta dei dipinti che avevano fatto i ragazzi e poi il belvedere che si vede dietro. Quindi le tele colorate nello sfondo con dietro tutto il belvedere di Agrigento. Un'iniziativa interessante questa che l'Accademia ha È la prima organizzato. volta che riesco a partecipare e sono contenta che ci siano queste iniziative colorate ad Agrigento. Innanzitutto la manifestazione è una manifestazione, noi ci mettiamo il cuore perché è quello realmente per cui noi stiamo studiando, quindi è la passione innanzitutto. Poi a cosa si ispira? Beh, c'è il cielo, c'è il mare, la nostra terra, c'è per esempio chi lo vede da un punto di vista più drammatico e quindi lo raffigura con colori più scuri, c'è chi pensa che il cielo sia sempre più blu, come ad esempio io, o perlomeno cerchiamo di pensarlo, anche perché oggi siamo in una società in cui bisogna apprezzare quello che si ha, almeno eh, si- diciamo, crediamo di apprezzare quello che abbiamo e ci proviamo. Ho particolarmente disegnato il cielo perché appunto nella canzone di cielo il blu dipinto di blu, quindi facciamo omaggio a... Come valuti questa iniziativa? Ti piace? Sì, 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 non è la prima volta, però sì, bella. Un'esperienza da fare sempre.